Con noi Maurizio Picconi, il maestro Maurizio Picconi, il maestro Mocchio Park. Si è appena concluso uno straordinario concerto. Questo è il secondo anno che venite a Piancastagnaio. Sì, questo coro è non solo Seoul, è tutto il paese, tutto il paese, Corea. E loro uniti per cantare, perché il canto di Corea è molto, come posso spiegare, loro non hanno il tempo, perché è troppo lavoro, anche troppo, gli studenti troppo studia, e in questo momento loro stanno cambiando idea, Ho capito. svolgendo Europa, Italia. Bene. Perché loro vivono bene, la qualità sta dicendo. È anche importante la qualità. E questo è un aspetto molto importante, quindi è un altro dei valori che la musica offre Maurizio Picconi. Che contraddistingue questo popolo, che è un popolo onesto e corretto, e ammira l'Italia, e a noi fa onore, diciamo, avere, e con noi ha avuto questo rapporto che vuol seguitare. Questo è molto, molto buono. Ecco, veniamo quindi concerto di oggi, anche dei ragazzi giovanissimi, bravissimi musicisti, un'orchestra veramente molto preparata, e questo fa onore un po' a tutti, fa onore un po' al paese d'origine, alla cultura, e anche questo messaggio che diceva il maestro prima, di portare, no, questo messaggio a livello internazionale. Cosa c'è di importante dopo questo concerto? Innanzitutto parliamo anche sarà creato appositamente un punto di riferimento, un'associazione che ci porta dove, Maurizio Picconi? Sì, questa associazione, della quale io sono presidente, fa parte anche il maestro Mucchio, che ha una ventina di allievi e ha un corso annuale di scuola, quindi studiano tutto l'anno. Abbiamo pensato, dopo un esperimento con un Barbiere di Siviglia e un Elisir d'Amore preparati da me, diciamo vocalmente, nelle università della Corea, abbiamo pensato di proporre un festival con un'opera, preparando un'opera ai ragazzi ed esportarla. Qual è la novità? La novità è che l'accompagnamento orchestrale è stato studiato ed inventato con un nuovo metodo, cioè con alcune corde, diciamo, strumenti a corda e 3 tastiere, è stata creata l'orchestra completa. Ecco. Questo esperimento adesso l'abbiamo fatto un mese fa, un titolo di Mozart, Così fan tutte di Mozart. Abbiamo preparato, ho seguito 3 cast, abbiamo suddiviso diciamo l'opera perché la parte riguardante i recitativi è stata sostituita da 2 attori, quindi l'opera dura di meno, il popolo capisce, soprattutto quello coreano, che è diverso da quello italiano, e l'opera è cantata nella lingua originale, quindi anche i sottotitoli distraggono, quindi con 2 attori che spiegavano quella che era, diciamo... E questo è un altro grande messaggio che ci dà la musica. Vorremmo esportare, ecco. E adesso prepariamo un Gianni Schicchi con questo masterclass, ecco, esattamente. Ospitati qui a Piancastagnaio, che andrà poi, diciamo, debuttato, e insieme a un altro titolo, probabilmente Don Pasquale o Bohème, adesso decidiamo, in questa città magica, perché ha anche un palcoscenico come Torre del Lago in mezzo al lago. E quindi ci porta a Puccini in qualche maniera. Sta dicendo questo. e diciamo sostituirà un festival internazionale di pianoforte che già esiste, certo. Probabilmente con noi, con Festival di Opera Lirica, perché il sindaco e anche presidente della regione è rimasto
sorpreso da questo nostro lavoro, è entusiasta, ci ha invitato e il discorso prosegue. Maestro, Sì, è un po' diverso, a pochissime piccole cose. Quello concerto già esiste, festival, questo è film Festival, International Film Music. Film, Festival. pianoforte, film. quindi c'è già è già No, inserito. è stato famoso questo. Perfetto. Ma quello sindaco di regione, presidente di Presidente della regione, regione. lui vuole aggiungere, Migliorare, aggiungere e così via. perché questa è lirica, Certo. un altro valore. Quindi, 3 messaggi: il fatto di esportare la musica nel mondo e contribuire alla società attraverso il discorso che si faceva all'inizio. Il secondo, la tecnica che ci porta a 200 anni, più di 200 anni da Mozart o altri grandissimi autori a rinnovarsi con la tecnica. Terzo, la formazione che inizierà a Piancastagnaro, ci sarà questo masterclass fine giugno. Debuttiamo sia come locus, come Esatto. lucus, 10 come allievi a avvenimento, Piancastagnaio. come avvenimento. Io ne sono È un grande onorato. concerto. Ho Bene. trovato le persone giuste qui.